Lo 0,5 e l'1% della popolazione italiana sembra, nati tra il 69 e l'89, sembra siano positivi all'epatite C. La cosa grave è che sono inconsci di essere appunto positivi al virus dell'epatite C. Quindi da lunedì 16 maggio, grazie al Ministero della Salute e alla Regione del Veneto, partirà gratuitamente uno screening, ripeto, per i nati tra il 1969 e il 1989, per scoprire appunto se hanno contratto appunto l'epatite C. È un qualcosa di veramente importante che sta offrendo il Ministero della Salute Pubblica appunto italiano e la Regione del Veneto, che ha aderito a questa campagna, nuova campagna sanitaria, attraverso degli screening che non sono altro che un esame del sangue facilmente realizzabile presso l'azienda ospedaliera ad esempio di Padova o i vari punti ULSS regionali, per scoprire appunto se si è positivi a un qualcosa che è silente. E adesso abbiamo appunto qui accanto a me la dottoressa Anna Maria Catelan, primario di malattie infettive tropicali dell'azienda ospedale Università di Padova, che ringraziamo ancora una volta per la disponibilità. Dicevo, un qualcosa di importante perché l'epatite C è realmente pericolosa, è quindi importante scoprire se si è positivi o meno. Assolutamente sì, perché è importante in questa fase, in questo momento storico? Perché abbiamo a disposizione dei farmaci che ci permettono di guarire da questa infezione che, se non è trattata, porta negli anni, ci vogliono anche 20-30 anni, ma può portare allo sviluppo o del tumore del fegato oppure della cirrosi epatica. Senza dimenticare che comunque l'epatite C è una malattia sistemica e quindi comporta un rischio aumentato di malattie a carico di altri organi al di là del fegato, quindi anche cuore, sistema nervoso centrale e reni. Quindi questa è un'occasione assolutamente da non perdere, che tutti i cittadini hanno per il momento in questa fascia di età 69-89, ma anche indipendentemente dalla fascia di età tutti i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti e i soggetti che sono detenuti in carcere, per fare il test. Una volta che la persona ha fatto il test e che questo è risultato positivo, viene immediatamente, nel giro proprio di una settimana, 10 giorni, presa in carica dai centri che poi gli daranno il trattamento. Allora, lei dice bene, dottoressa, perché vorrei ricordare appunto tramite la nota giunta alla stampa da parte del Dipartimento di Prevenzione, quindi sto parlando sempre della Regione del Veneto, che chi dovesse risultare positivo sarà seguito naturalmente sempre gratuitamente in tutto il percorso. Vorrei anche ricordare, come dicevo poc'anzi, che ci si può appunto prenotare attraverso i vari punti, come vi ho detto, quindi le ULSS o l'azienda ospedaliera di Padova e di Verona, ma anche attendere semplicemente, ripeto, per nati tra il 69 e l'89, la convocazione, quindi una lettera da parte appunto della Regione del Veneto, dal appunto sanità regionale. Senta, è corretto dire che semplicemente ci si può sottoporre a un esame del sangue, quindi non c'è nulla di invasivo o di preoccupante? Direi assolutamente che, ripeto, è un'occasione unica. Abbiamo la possibilità di fare questo test gratuitamente. Questo test può essere fatto all'interno di tutta una serie di percorsi, ad esempio il paziente, il soggetto che va all'ambulatorio analisi del proprio distretto sanitario eccetera, appartiene a questa fascia d'età, può contemporaneamente fare anche il test per HCV. Se invece non ha un'occasione per recarsi all'ambulatorio oppure al laboratorio analisi o altri ambulatori all'interno dell'ospedale e vuole fare il test, o riceverà la lettera a casa, ma anche autonomamente può recarsi al laboratorio analisi oppure dal proprio medico di base che prescriverà l'esame, o addirittura, ad esempio, noi in azienda ospedaliera apriremo un ambulatorio alle malattie infettive che sarà aperto dalle 11 della mattina fino alle 18 del pomeriggio, per fare questo esame gratuitamente e senza prenotazione tramite medico di medicina generale. Basta soltanto accedere online e prenotarsi, un po' come succede per fare i tamponi per il Covid-19.
Dottoressa Catalani, io la ringrazio sempre per la sua disponibilità e adesso prego la regia di agevolare l'invito ufficiale appunto anche da parte della dottoressa Russo del Dipartimento Prevenzione della Regione del Veneto. Successivamente a voi studio.